credo che sia ancora abbastanza prematuro, nel senso che non sappiamo ancora quando andremo a votare, se nel 2025 o nel 2026. Io continuo a custodire ancora il sogno che possa essere ancora il nostro Presidente Zaia il candidato alla Presidenza del Veneto, perché se lo merita, perché i veneti lo apprezzano, lo stimano, ha lavorato bene e perché dovrebbe dare continuità. Se così non sarà, apriremo una riflessione interna alla coalizione, ma soprattutto interna al nostro partito, perché l'obiettivo è quello di correre in coalizione, perché dove il centrodestra unito si presenta unito, dimostra di saper amministrare bene e vince. Se però non ci saranno le condizioni, la Lega ha dimostrato, grazie alla presenza di tanti amministratori, di poter fare anche la corsa solitaria, però lì apriremo degli altri tipi di ragionamenti all'interno del nostro partito, ma con grande serenità. Io oggi sono chiamato a portare avanti le tematiche che vedono protagonista la città di Treviso, dai cantieri alla sicurezza, alla città universitaria, insomma siamo molto impegnati su questi fronti che sono molto pratici. Poi per il futuro vedremo un po' più avanti, però intanto mi lusinga, no, che venga accostato il mio nome a quel ruolo così importante. Sindaco, ma se ci fosse la possibilità, e sembra che sia così, del suo nome come Presidente della Regione, lei cosa risponderebbe? Ma io credo che a chiunque verrà chiesto la risposta sarà sicuramente positiva, e quindi dovessero chiedermelo a me ovviamente non mi tirerei indietro. È altrettanto vero che la fortuna di militare nella Lega è che ci sono davvero tante persone che sono capaci e in grado di ricoprire quel ruolo, a partire dal Presidente Zaia, però penso agli assessori regionali, consiglieri regionali, tanti sindaci, i parlamentari, insomma c'è davvero un esercito di persone che potrebbe ricoprire quel ruolo, e sono convinto che a chiunque verrà chiesto la risposta sarà affermativa, compreso il sottoscritto ovviamente.